Pagare un balzello anche sul reddito di cittadinanza. Strano ma vero. Ai titolari della card che utilizzano uno sportello automatico per fare un prelievo, fino al tetto massimo dei 100 euro mensili, viene applicata una commissione, come è successo per esempio ad un nostro telespettatore, sorpreso nel vedere che, dopo il prelievo di 100 euro fatto ad un postamat, il saldo disponibile era sceso di 101 euro, come testimonia lo scontrino dell'operazione. Nelle modalità di utilizzo della carta è previsto che se si preleva da uno sportello Postamat ci sia il prelievo di 1 euro di commissione, mentre se si utilizzano altri sportelli bancari, sempre ATM, col percorso Bancomat Maestro, ci sia una commissione di 1,75 euro. Nessun errore dunque, tutto previsto dalla normativa e basta leggere sul sito delle poste per trovare la conferma nero su bianco. La legge non ammette ignoranza, si dirà, ma certo risulta strano e quasi paradossale che il reddito di cittadinanza, uno strumento pensato come sostegno economico, sia soggetto a commissioni come qualsiasi altro conto corrente e che una sua parte, di fatto, vada fuori obiettivo. Finisce alle poste in commissioni, senz'altro. È una cosa un po' contraddittoria perché si cerca di sostenere le persone in difficoltà e poi si chiede anche l'obolo di 1 euro per ogni singola operazione. È un po' contraddittorio, magari sarebbe il caso di rivedere la cosa, seppur prevista dalla normativa. Al momento, dunque, dalla Commissione non si scappa. L'unico margine di manovra, semmai, sta nella scelta del male minore. Se dovete prelevare, prelevate le poste, risparmiate 75 centesimi. Al momento mi sento di dire solo questo, seppur dissento da questo tipo di impianto.